Due per 2 4, 2 per 3 6, 2 per 4 8, 2 per 5 10, 2 per 6 12, 2 per 7 14, 2 per 8 16, 2 per 9 18, 2 per 10 20. Va bene. Cos'altro avete per domani? Questo ha detto a fare geografia, ci interroga le capitali. E allora dimmi qual è la capitale d'Italia? Roma. Giusto, però era facile. Vediamo. Dimmi la capitale della Francia. Parigi. Giusto. Dimmi la capitale della Spagna e quella del Giappone. Madrid e Tokyo. Giusto. Facciamo l'ultima? Difficile? Dimmi la capitale del Canada. Ottawa. Giusto. Sei bravissimo, questa l'avrei sbagliata anch'io, avrei detto Toronto. Sei bravissimo, lo sai? Sai che c'è? Domani andiamo dalla maestra e gli dico: signora maestra, ma lo sa quanto è bravo Paoluccio? Sa tutte le capitali a memoria. Bravo. Sei un po' caldo. Mi fa male qui. Qui? E cosa sarà? Saranno tutte le capitali che ballano dentro? Che facciamo? Andiamo a dormire? Dai, andiamo. Io mi chiamo Paoluccello, non son brutto e non son bello. Io non so che cosa sia, ma faccio a tutti simpatia. Vieni, alza bene il braccio, mettiamo bene il termometro, stringi forte forte. Mamma, perché la P sull'anello? Questo me l'ha regalato papà quando sei nato tu, vedi la P? Questa è la P di Paoluccio, il mio Paoluccio. Io mi chiamo Paoluccello, non son brutta e non son bella. Io non so che cosa sia, ma faccio a tutti simpatia. Bravissimo! Ma come fai? L'hai sentita una volta sola e già te la ricordi a memoria? Vediamo un po'. Amore, la febbre è altissima. Aspetta, tu stai fermo qui e mamma va a chiamare il medico, va bene? Fermo. Accomodati. Grazie. Insomma, io sono preoccupata. È passato quasi un mese e il bambino non sta migliorando. E poi ha sempre la febbre alta e parla pochissimo e ha sempre lo sguardo assente. Io non capisco. C'è poco da capire. Guarda Grazia, la scienza ha fatto passi in avanti, ma siamo lontani, molto lontani. In che senso? Noi abbiamo studiato attentamente il quadro clinico, le lastre, i sintomi
Insomma, Insomma cosa? come faccio a dirtelo? Io Paoluccio l'ho visto nascere. Me lo vuoi dire che cos'ha, per favore? Riteniamo che tuo figlio sia stato colpito da meningococco. La meningite sarebbe. Questa malattia causa gravi deficit intellettivi nella maggior parte dei bambini colpiti. Nella maggior parte dei bambini colpiti. Ma non è il caso di Paoluccio, no? Paoluccio è un bambino intelligente. Tu lo conosci bene. Lo sai che ha imparato tutte le capitali a memoria. Grazie. Devi farti coraggio. No! Dillo che non lo sai che cos'ha il bambino. Dillo che non lo sai e basta. Tu non lo sai e basta. Sai qual è il problema? È che tu sei soltanto un medico di famiglia. Tu non hai idea di che cosa abbia il bambino. Ma io lo porto dai migliori specialisti del mondo, hai capito? Io lo porto dai migliori specialisti del mondo. Buongiorno. Grazie di essere venuta. Si immagini, ma col bambino tutto bene, sì? Io sono molto dispiaciuta, ma i bambini non capiscono e le mamme si lamentano. Che cosa mi deve dire? Sento che non ho le competenze adatte. Forse è colpa mia, sicuramente lo è. Ma basta, silenzio! Ma come può permettere una cosa del la genere? prego. È orribile! Mi dispiace moltissimo. Si calmi, guardi, a volte i orribile. bambini possono essere più cattivi degli adulti, ma non capiscono. E ecco, questa mattina ho trovato questo attaccato alla schiena di suo figlio. Lei invece deve capire che Paoluccio non può più stare qui. Ha bisogno di strutture adeguate. Adeguate? Adeguate a cosa? Guardi che Paoluccio è un bambino intelligente, eh? Anzi un bambino intelligentissimo. Lo sa che sa tutte le capitali a memoria? E quanti di questi bambini sanno tutte le capitali a memoria? È solo un bambino timido. È timido. Signora, io Paoluccio lo conosco benissimo, era tra i più bravi. Creda, io sono addolorata nel dirle queste cose. Paoluccio? Paoluccio, di alla maestra che sei solo timido, per favore. Di alla maestra che sei solo timido. Paoluccio, diglielo alla maestra che sei solo timido, per favore. Ma lo lasci, no, la prego, non faccia così. Prego, si calmi. Signora, lei deve essere forte, soprattutto per Paoluccio. E poi vedrà, una soluzione si trova sempre. Io vorrei fare di più, ma non posso, non ho... Lei non ha le competenze adatte, ho capito, grazie. E allora? Come si fa? Così, guarda. Prendi il colore e poi lo passi sul letto. Signora. Tutto bene? Tutto bene, grazie. È in anticipo. È un pochino oggi il mio compleanno e faccio una sorpresa a Paoluccio, la voglio portare a festeggiare. Ah, auguri. Grazie. Dov'è Paoluccio? Non lo vedo. Signora Paoluccio. È al bagno? Sempre al bagno questo ragazzo. Signora, vede, Paoluccio è un ragazzo. Tesoro mio. Vieni qua. Vieni qua. Questa adesso me la spiega e voglio sentire che cosa ha da dire. Sta tutto il giorno lì e non dice una parola. Praticamente non ha socializzato con nessuno. Io ho provato a coinvolgerlo. Ma niente. Paoluccio, dillo alla mamma che ti chiedo di lavorare con gli altri ragazzi.
di fare le ceramiche. E non ha pensato che fosse il caso di venirmelo a dire che questo non era il posto migliore per lui? No. Ma certo che gli avrei detto, appena avrei avuto un po' di tempo. Un po' di tempo. Un po' di tempo? Scommetto che il tempo per controllare i pagamenti quello lo trova, vero? Signora, non credo che sia il caso di continuare a portare suo figlio qui. Qui ci sono ragazzi con problemi seri ed alcuni sono anche violenti. E poi io non posso stare tutto il giorno a badare a lui. Lui è diverso, è strano. Ci può giurare che non lo riporto più qui. Ho capito. È strano anche fra gli strani, questa è proprio bella, sa? Siamo tutti strani, ha capito? Siamo tutti strani. Andiamo, tesoro. Andiamo via. La torta di Paoluccio. Sei pronta a spegnere le candeline? 1, 2, 3. Soffia tutte, Tutte quante, Auguri, amore, auguri. Bravissima. Dottore. Grazie. Adesso facciamo un brindisi anche alla mamma, eh? Come ti senti adesso che c'hai un figlio di 21 anni? Ti sento un po' più vecchia. Più di così. Ormai mi sembra di essere nata vecchia. Ehi, ora caramella. Bello. Come stai? Che dici? Sto scherzando, sei bellissima. Grazie. Evviva Paoluccio! No, 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 non è successo niente, è tutto a posto, ecco qua, bello come prima, vero? Non è successo niente, bravo. Ok, torna a giocare, dai. Tranquillo, non è successo niente. Ora le raccogliamo. Sai che c'è? Io ho il terrore di invecchiare. Che ne sarà di Paoluccio quando io sarò vecchia? O peggio ancora quando sarò morta? È un peso per tutti. Per la scuola, per la sanità, per la società. Spero solo che prima o poi queste cose non succedano più. Guarda che la ricerca sta facendo passi avanti. Adesso tra un po' basterà una pillolina per risolvere tutto. Sapessi com'era intelligente. Lo sai che a meno di 6 anni sapeva tutte le capitali a memoria. Sono ridicola, eh? Non sei affatto ridicola. Ma perché proprio a Paoluccio? Ma perché è successo a noi? Ma come può Dio volere certe cose? Che te devo dire? Dai, andiamoci a prendere una fetta di torta. Dai, festeggiamo. Paoluccio, vieni a fare una foto con la mamma. Tutti via, sono io e Paoluccio. Chi gliela fa? Eccomi, eccomi. Perfetti, fermi. Ecco. Benissimo. E adesso andiamo tutti ad aprire i regali, eh? Vedrete che bei regali per il mio Paoluccio. Che bello vederti felice. Ma cosa oggi la mia bella signora? La vedo pensierosa. Sono preoccupata per l'operazione. Ma che dite? Preoccupata? Andrà tutto bene.
Ma mi sta prendendo in giro? Ma come, era preoccupata e adesso ride? No. Ma che credi che ce l'ho con te, no? Ma ce l'ha proprio con me? Non è carino ridere in faccia alle persone. È proprio strana questa signora. Tu il comico dovevi fare. La cartella della 8. Eccola, dottore. Grazie. La signora è pronta? Adesso vado. Che speranze ci sono? Bella domanda. Speranze. È speranza che ha una donna anziana e debilitata di sopravvivere a un intervento di 5 ore decisamente complicato. Comunque siamo pronti. Lei avvisi familiari, massima chiarezza e comprensione. Va bene, dottore, ci penso io. E tu, Luca, prepara la signora. E allora, bella signora, siamo pronti? Hai visto che bella giornata oggi? Su, raccomandatevi a Dio e andrà tutto bene. Raccomandarmi a Dio? No, non c'è bisogno. Io Dio lo conosco. Non ho bisogno di raccomandarmi a Dio. E poi lui lo sa quello che deve fare. Io non ho niente da chiedergli. Invece a te devo chiederti un grosso favore, eh? Tutto ciò che desidera la mia grazia. Se dovesse succedermi qualche cosa, lasciatemi qui, qui. Non mi portate a casa perché ho un bambino di 6 anni. Troppo piccolo, per capire. Ma lei ha sempre voglia di scherzare, un bambino di 6 anni. Questa è una trovata bellissima. Ecco perché mi piace, perché è sempre allegra, gioiosa, positiva. Ma dove trova tutta questa forza? Stia tranquilla, andrà tutto bene. Il professore che la deve operare è in gambissima, è bravo. Quindi su, andiamo. No, io con quella non ci vado con quella, no. Voglio farmi una bella passeggiata. Vorrà dire che diventerò il bastone della sua vecchiaia. Io non scherzo quando dico che ho un figlio di 6 anni. È vero. È così intelligente, pensa, che conosce a memoria tutte le capitali del mondo. E poi è vero che Dio ha abitato a casa mia per 40 anni. È Lui che mi ha dato questa forza. Ma la cosa più bella, lo sai qual è? Che mi ha insegnato ad amare chi soffre, chi è più debole, chi ha bisogno di noi. Sono davvero una donna fortunata. È una fortuna per chi la conosce. E io mi ritengo fortunato, ad esempio. Ma tu lo sai qual è la capitale del Canada? Capitale del Canada? Del Canada. Toronto. Scusi, Toronto. Ma com'è che sbagliate tutti? È Ottawa, insomma, quelle. Certo che qualche cosa gliela devo dire ora che vado a trovarlo a casa sua. Anzi, gli tirerò le orecchie. Così forte che lo sentirete anche da qua giù. E poi sai che faccio? Scateno una pioggia, ma una pioggia così forte che la sentirete tutti quanti. Una pioggia fortissima.
Che dico una pioggia? Un diluvio. Io mi chiamo Paolo Uccello. Non son brutta e non son bello, Io non so che cosa sia. ma faccio a tutti simpatia.